Affiancare Guerini nella gestione del Partito Democratico nell'organizzazione dei circoli, questo l'incarico ricevuto da Tonino Moscat, deputato nazionale originario di Favara, oggi chiamato tra le fila del Dipartimento Organizzazione Nazionale del PD. È qualcosa che mi riempie di orgoglio sicuramente, ma di grande responsabilità. È anche un premio al suo impegno nel partito, al suo lavoro alla Camera? Le ragioni della scelta questi dovreste chiederle a lui. Ma io penso che sia la voglia da parte di questo Partito Nazionale di coinvolgere nuovi soggetti, persone che probabilmente per impegno, passione hanno dimostrato nel corso di questo periodo, ma anche nella propria storia, di voler esserci e di non tirarsi indietro. Quindi cosa rappresenta per lei questo incarico? Quali saranno i suoi prossimi impegni? Ma naturalmente rappresenta una sfida che apre un'altra possibilità di impegno all'interno del Partito Democratico, di poter sviluppare la propria attività a livello nazionale. Si tratterà di girare molto per l'Italia, si tratterà di seguire quelle che sono le attività del partito e penso e immagino di poter dare un contributo. Ripeto, un grande privilegio, però tanta responsabilità. Stiamo parlando del Partito Democratico, che è il partito più grande d'Italia, e quindi mi rendo conto che si tratterà di una sfida importantissima. Come pensa di spendere questo incarico anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali agrigentini? Contribuirò come contribuisco a prescindere dall'incarico che ho. Sono un uomo che viene dal territorio e cresco e continuo a crescere e a lavorare per il territorio. È chiaro che là si dà autonomia piena ai circoli nelle loro decisioni e si contribuisce con le proposte, con le idee, con i tentativi di mediazione per creare quelli che sono gli strumenti necessari per un'offerta politica ottimale da proporre ai cittadini per le prossime amministrative, ma sono due cose distinte e separate.